sfilata nei gruppi. Invitiamo la gente a spostarsi verso il muro, grazie. Indietreggiate un po', per favore, indietreggiate un po'. I gruppi non possono sfilare bene. Questi sono i ragazzi del gruppo Mammutone Senatore della Prorocco. Un applauso, grazie. Bravissimi ragazzi. Stanno per arrivare il gruppo La Maschera Tradizione Popolare di Tufara, l'associazione culturale Antica Maschera Il Diavolo, paese del Molise, in provincia di Campobasso. È la prima volta che vengono a Mamugliara e siamo veramente lieti di ospitarli. Noterete che è composto da diversi elementi. Quello vestito con la maschera nera è il diavolo, è preceduto dalla morte, impersonata da figure vestite di bianco con il viso impasticciato di farina e che rappresentano la purificazione. Il simbolismo è chiaro, il seme muore per dar vita alla pianta e si purifica nel terreno per poi rinascere a primavera, trasformato in raccolto. La morte è armata di falce, il cui nucleare evoca gesti metodici, ripetitivi e decisi dei contadini al momento del raccolto. Il canto di questi ultimi è sostituito da urla, grida e salti delle maschere. Oggi la figura del diavolo, che ho detto prima, ha assunto il significato che la differenzia profondamente da altre figure simili. Il diavolo di Dioniso si sostituisce il capro espiatorio, il pupazzo simulacro identificato con il carnevale. Ripeto, state vedendo la maschera di Tufaro, il diavolo. Provengono dal Molise, in provincia di Campobasso. Diverse le figure rappresentate. Il diavolo preceduto dalla morte. La morte, come vedete, è armata di falce.
No, lei è contro le donne, e lei è legge. Ehi! Acqua pesa hai detto? Acqua pesa non sai che stavo hai detto? Non lo so, ma non lo spiego. Sì, questo è il autore, ci mettiamo da parte. Mi metto davanti a me, non lo vedo più niente. State vedendo la maschera di Tufara del Molise, piccolo comune vicino a Campobasso. Si chiama Il Diavolo. Scaricao.